La Presidente del Senato Casellati questa mattina ha fatto ritorno a Padova, la sua città, dopo un lungo periodo trascorso a Roma. Il primo atto della seconda carica dello Stato a Padova è stato far visita ai medici e a tutto il personale sanitario dell'ospedale e ha annunciato che il 20 febbraio diventerà la giornata nazionale dei camici bianchi. Il servizio di apertura è di Ivana Godnik e Claudio De Zan. Vedevo la mia Padova con orgoglio, perché Padova è un modello per il Veneto, per l'Italia, ma per il mondo, sia da un punto di vista dell'organizzazione che ha saputo fare, sia da un punto di vista della ricerca, che è una ricerca avanzata. Ferma a Roma per più di 2 mesi perché nel ruolo di Presidente del Senato doveva portare avanti i lavori di Palazzo Madama. Appena ritornata nella sua Padova, la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha voluto esprimere personalmente il suo riconoscimento al grande lavoro svolto fin qui da medici, infermieri, tecnici e tutto il personale sanitario. Ad accoglierla accanto alle autorità cittadine anche una delegazione di camici bianchi. Ieri il Senato ha dato un segnale molto importante, perché su mia iniziativa tutti i gruppi parlamentari, quindi tutti i partiti politici, hanno sottoscritto un disegno di legge che per l'istituzione della giornata dei camici bianchi. Un riconoscimento a quello che definiscono un modello veneto, tanta professionalità, tanta competenza, tanta disponibilità e tanto sostegno soprattutto da tutti i professionisti. Un modello al quale hanno contribuito anche i ricercatori arrivati recentemente da fuori, come il professor Andrea Crisanti, che mai come in questo caso ha dimostrato l'importanza della ricerca universitaria. Se non si finanzia, non si valorizza la scienza, non si applicano metodi di merito nella selezione, poi non otteniamo i risultati in termini di avanzamento di conoscenza, in termini di soluzione, in termini anche di ricchezza poi.